4,7 miliardi di euro. A tanto ammonta il costo, aggiornato a fine 2020, delle infrastrutture strategiche prioritarie in Sardegna. A dirlo, l'ultimo rapporto Le infrastrutture strategiche prioritarie, programmazione e realizzazione, presentato a maggio alla Camera dal Centro Studi CNA Sardegna. Dell'importo totale, poco più della metà, il 54%, sono per infrastrutture prioritarie, il restante 46% è dedicato invece a infrastrutture strategiche non prioritarie. Ma come sono ripartite le spese? Poco meno della metà del costo complessivo, 2,286 miliardi di euro, è impiegato per le strade, una conferma rispetto agli anni scorsi e un dato che non stupisce, dal momento che quello su strada rimane la principale modalità di trasporto in Sardegna. Desta più interesse invece la quota riservata alle infrastrutture idriche, pari al 17%. Una quota importante, 161 milioni, è dedicata alla realizzazione di nuove opere prioritarie, alcune delle quali in provincia di Nuoro, come il completamento delle dighe Maccheronis e Cumbilanovu e la messa in sicurezza delle dighe sui rii Olai e Govossai. Altri 717 milioni spettano alle infrastrutture energetiche, mentre le infrastrutture ferroviarie, Cenerentola dei trasporti in Sardegna, non raggiungono il 10%, interessando unicamente la direttrice Cagliari-Sassari-Olbia. E adesso il presidente della Federazione delle Costruzioni, Antonello Magia, e il segretario regionale Francesco Porcu chiedono che si concentrino gli sforzi per rendere cantierabili i 2,4 miliardi di risorse disponibili sulle infrastrutture strategiche e prioritarie in Sardegna, avvalendosi dei processi di semplificazione e accelerazione delle procedure previste dal PNRR.